Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Numerosi gli approfondimenti di questa edizione e le notizie di cronaca di giornata. Cronaca di giornata che ci porta nel Trevigiano. Abbiamo in collegamento la nostra Daniela Sizia con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto per l'ennesimo episodio di violenza che si è verificato in provincia di Treviso. Si tratta dell'ennesimo tentativo di furto in un'abitazione, questa volta a notare i ladri che stavano per entrare in una casa è stata una guardia giurata in servizio di vigilanza e purtroppo non è andata a finire bene. Sentiamo quindi tutti i dettagli da Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, grazie a una guardia giurata è stato sventato un tentativo di un furto, l'ennesimo, lo sappiamo, ne parliamo tantissimo nei nostri telegiornali, l'ennesimo nella Marca, un'abitazione privata, all'interno fra l'altro c'erano anche i proprietari, ad accorgersi che qualcosa non andava, è stato questo vigilante che stava facendo una perlustrazione nella zona e si è accorto che una telecamera o che le telecamere non erano messe bene, quindi ha immediatamente allertato la centrale. Noi ci troviamo proprio vicino alla centrale della Bis Group della vigilanza, la sede della vigilanza, e sono proprio in compagnia di Katia Barichello, che è la marescialla che si è trovata proprio con la chiamata del suo collega. Che cosa le ha detto? Niente, mi ha detto di controllare perché secondo lui aveva visto due telecamere che inquadravano i cancelli di entrata e di uscita, che praticamente sembravano che inquadrassero più a terra che verso la casa e verso i cancelli, quindi di conseguenza ho controllato. Effettivamente dallo storico risultava che c'erano queste telecamere manomesse, si vedeva l'intrusione di due individui inizialmente che avevano manomesso le telecamere spiegandole verso l'interno. Quindi due malviventi che avevano manomesso la telecamera per poter fare irruzione. Lo ripetiamo, all'interno c'erano anche i proprietari. Voi avete allertato anche i proprietari dell'abitazione? Certo, immediatamente li ho avvisati dicendo che la situazione come la vedevamo in quel momento, quindi io ho detto: mi raccomando, fate attenzione, non uscite di casa, stiamo lì nei paraggi. Avviso le forze dell'ordine, quindi in collaborazione con loro ho avvisato i carabinieri di Montebelluna e in collaborazione, spiegato la situazione anche loro, sono intervenuti con le pattuglie sul posto, abbiamo visionato un po' prima innanzitutto il territorio per vedere se tutto era a posto, dopodiché durante la notte avremo fatto dei controlli in più sia con le guardie sia con i carabinieri di Montebelluna, insomma, ecco. Poi... ecco, quindi sono arrivati i carabinieri, intanto ovviamente i vigilanti hanno cominciato a perlustrare la zona, a girare, perché i malviventi erano stati comunque visti in zona ed è accaduto qualcosa. Uno dei colleghi della marescialla è stato colpito da un corpo contundente alla testa, è stato ferito. Certo, perché successivamente ho visto dalle telecamere, mentre tenevamo monitorata la situazione, circa mezz'ora dopo da quanto abbiamo accorto inizialmente, che c'era una luce, un faro di luce che all'interno dell'abitazione, quindi ho allertato nuovamente sia i carabinieri che i colleghi, sono intervenuti entrambi sui posti. Quando è arrivato sul retro dell'abitazione, dove ha due accessi a questa abitazione, scendendo dalla macchina si è accorto che c'era un'ombra vicino al cancello, e come lui è sceso dalla macchina, questa ombra è diventata a tutti gli effetti una persona, ha tirato dietro qualcosa, non si capiva esattamente cosa, e gli ha ferito praticamente alla tempia. Adesso come sta? Adesso sta bene, è andato subito a pronto soccorso perché perdeva sangue, però non gli ha dato dei punti perché hanno dato dei cerotti che chiudevano la ferita comunque, però sta meglio. Ecco, avete sentito, grazie comunque a questo vigilante, grazie al loro lavoro sono riusciti a sventare questo furto. Lo ripetiamo, purtroppo l'ennesimo tentativo di furto in un'abitazione. I carabinieri ora stanno indagando, come potete capire è difficile poi la ricostruzione perché le telecamere erano state manomesse e quindi guardavano verso il basso, e si dovrà adesso controllare, ci dicevano anche i militari dell'Arma, le telecamere della zona per vedere se riescono a individuare questi malviventi. Fortunatamente non sono entrati nell'abitazione perché c'erano i proprietari. Immagino anche la paura dei proprietari quando vi hanno sentito. Certo, logicamente gli ho detto: mi raccomando, non uscite di casa, state dentro finché tanto che noi facciamo il controllo della zona, perché se loro vengono fuori non si sa mai la colluttazione, poteva essere qualsiasi cosa, e di conseguenza ha ascoltato, è rimasto all'interno dell'abitazione tutti quanti fin tanto che non abbiamo finito. Quando abbiamo controllato tutto fino a quasi all'alba del mattino, è che tutto a posto, li abbiamo
siamo avvisati di poter uscire tranquillamente, insomma, da quel momento in poi. Tranquillamente, tra virgolette, perché ok, non li abbiamo presi. Con la paura. Bravissima, sì, infatti. Ecco, adesso le indagini ovviamente per individuare questi malviventi che sono riusciti poi a fuggire grazie anche poi al caos che si è creato, perché comunque una persona era rimasta ferita, la guardia giurata, il vigilante è rimasto ferito, quindi ha dovuto recarsi in pronto soccorso, e poi l'arrivo immediato dei carabinieri che hanno ispezionato l'intera zona. Loro però ovviamente si erano dati già alla fuga, quindi indagini adesso in corso, Marta, per cercare di individuare questi malviventi, che potevano essere sicuramente almeno 2 e forse 3, il terzo, il palo probabile anche quello che poi ha colpito il vigilante. Qui da Montebelluna è tutto. Marta, se tu non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, buon lavoro. Naturalmente torneremo poi questa sera nel corso del TG di Treviso in onda dalle 19:30 su questo episodio di violenza che si è verificato in provincia di Treviso, e non è purtroppo l'unico. Anche in città si sono vissuti momenti di tensione in pieno centro, in piazza Duomo, con 3 giovanissimi che prima hanno molestato i clienti del kebab, poi hanno aggredito i carabinieri rompendo il dito ad un militare. Sono stati arrestati tutti e 3 questi giovanissimi. Si tratta di un ragazzo 17enne e 2 ragazze che hanno da poco compiuto 18 anni, peraltro già gravate da foglio di via. Ho preso le bibite dal frigo e sono andati via senza pagare più quell'occasione. Sono stessi, anche hanno fatto altre volte. Sono sempre gli stessi che girano. Sì, sì. Soggetti noti, problematici quanto giovanissimi, che stavolta hanno superato ogni limite, prima molestando i clienti del kebab di Piazza Duomo, poi aggredendo i carabinieri intervenuti per calmare gli animi. L'allarme è partito proprio dal titolare del chiosco, dopo che il gruppetto aveva rubato delle bibite dal frigo posto all'entrata, gesta, chiamiamole così, immortalate anche dal sistema interno di videosorveglianza. Ma la strafottenza diventa vera e propria violenza quando arrivano i militari che intercettano i giovanissimi poche decine di metri più in là, all'altezza della gelateria romana. Si tratta di 2 ragazze di 18 e 19 anni residenti nel Montello, già destinatarie di foglio di via, con precedenti per violenza e furti. Una in particolare era stata l'autrice di alcune aggressioni in un istituto superiore di Valdobbiadene, con loro un ragazzo minorenne di 17 anni, tutti italiani di seconda generazione. Sono le 8 di sera quando i 3 vengono avvicinati dai carabinieri che chiedono loro i documenti e spiegazioni su quanto appena successo al kebab. La reazione è sopra le righe. I giovani colpiscono i carabinieri con calci, pugni, spintoni. Un militare riporta la frattura della falange di un dito, per lui 20 giorni di prognosi, 2 giorni per l'altro collega. Riportata la calma, vengono condotti nel vicino comando di via Cornarotta, per loro scattano gli arresti. Episodio estremo ma non raro per chi vive nel centro. C'è un tema Maranzin? Sì, purtroppo sì, c'è un tema pericolo di queste bande di ragazzini che hanno un'anarchia in testa incredibile, non hanno paura di nulla, aggrediscono chi possono ma con una sfrontatezza vergognosa, sì. Ci sono tanti ragazzini e i ragazzini non dico che sono tutti dei delinquenti, però quelli che ci sono fuori noi chiudiamo la sera perché abbiamo visto che questa zona qua è diventata un po' così, insomma, non più tanto sicura. E non aiuta lo svuotamento del centro nelle ore serali. Dai commercianti l'appello a fare di più. Gianluca Pavan, 28 anni, è il giovane titolare del Maison Noir a pochi passi dal Duomo. Il suo è un messaggio preciso. In Maranza è un problema grave al momento che bisognerà risolverlo al più presto, secondo me. Noi giovani titolari di Treviso vogliamo far crescere il nostro territorio e far espandere al massimo per renderlo migliore Treviso, diciamo. Voi volete crescere qui sul territorio? Esatto, e non andarcene. Vogliamo restare qua e far il meglio possibile. Ed è caccia ai protagonisti della violenta lite, siamo sempre a Treviso, che si è verificata in un bar di Viale della Repubblica. Solo l'intervento del figlio del titolare ha evitato il peggio.
Si sono sentiti i tavoli che si spostavano, infatti è stata la mia dipendente ad avvisarmi che erano arrivati alle mani e in quel momento sono intervenuto per separarli. Avevano dei piedi di porco in mano, si vede che erano già pronti per la lite. I toni si sono presto surriscaldati nel plateatico del Bistro Bar 188 in Viale della Repubblica Treviso, dove solo l'intervento del giovane Davide U, figlio della titolare, ha evitato la violenza più cieca. Sono le 17 quando una coppia di uomini entra nel locale dirigendosi verso un gruppo di 4 seduti al tavolo. Ad andare in scena è quello che sembra un vero e proprio regolamento di conti. Volano parole, poi calci e pugni, pochi attimi e i due uomini estraggono per l'appunto dei piedi di porco, ed è qui che Davide U cerca di scongiurare il peggio. Intanto li ho separati, dopo quando mi sono accorto della presenza dei piedi di porco io l'ho sottratto. Li hai disarmati? Sì, detta così sì. Sì, hai avuto una prontezza di riflesso, anche coraggio? No, vabbè, non era quello il mio primo pensiero. Il mio primo pensiero è appunto la salvaguardia del locale e della mia clientela. Perché in finale questo episodio non doveva accadere e non deve accadere, specialmente in locali pubblici. Dopo l'intervento del giovane, i 6 uomini escono dal locale. I toni sono accesi anche in strada, ma i due gruppi si disperdono a bordo delle loro auto. Sul posto intanto arrivano le volanti della polizia con gli agenti che iniziano ad acquisire i video della sorveglianza sia pubblica che privata. Su Viale della Repubblica sono puntati diversi occhi elettronici. Tutti gli uomini coinvolti sarebbero di origini balcaniche. Quello che è accaduto non doveva accadere. Perché poi queste cose mettono in difficoltà i titolari di locali. Esattamente, mette una brutta luce sul locale che abbiamo aperto 2 anni fa e in quanto bar attività nuova abbiamo sempre cercato di mantenere un'immagine pulita e una clientela pulita, perché in finale è ben frequentato questo bar. Ed è così che Davide si fa portavoce di un disagio diffuso, la difficoltà per chi sta dietro un bancone di prevenire e gestire situazioni simili. Basta. Noi siamo qua, non siamo qua perché ci divertiamo, noi siamo qua per lavorare, in finale. Per noi non è un gioco, specialmente atti del genere. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno il loro meglio e niente, sappiamo che anche questo episodio verrà risolto dalle forze dell'ordine. Ci spostiamo ora nel Padovano con la cronaca degli incidenti stradali. Purtroppo non ce l'ha fatta Marco Miotto, il 22enne di Rovolon sui colli Euganei, che si era schiantato contro un muro con la sua auto a pochi metri da casa. Troppo gravi le ferite riportate. È morto in ospedale il 22enne che si è schiantato con la sua auto a Rovolon in via Pozzetto, all'altezza dell'incrocio con via Frassanelle in direzione Bastia. La vittima è Marco Miotto e viveva in paese. Il ragazzo era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai medici del 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne, che da pochi mesi lavorava in un'azienda di Barbarano Vicentino, era alla guida di un Audi A6 Avant e sarebbe uscito di strada autonomamente, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione a poche centinaia di metri da casa sua. Sono stati i residenti, sentendo il forte boato, a dare l'allarme e allertare i soccorsi, ma anche un automobilista che seguiva la vettura del giovane e l'ha vista schiantarsi. Il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso, ma le sue condizioni erano parse fin da subito molto critiche e alcune ore dopo è spirato nel reparto di terapia intensiva. Al momento dell'incidente Marco Miotto era solo in auto. Tra le cause, probabilmente anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Ed un altro grave incidente si è verificato a Campo San Piero, 3 persone ferite trasportate all'ospedale. Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Campo San Piero. Sotto la pioggia battente, uno scontro tra 2 auto in via Guizze Basse ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nell'impatto, uno dei veicoli si è rovesciato su un fianco sulla carreggiata. I pompieri, arrivati dai distaccamenti di Cittadella e Castelfranco, hanno liberato le 3 persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto e sono state prese in carico dal personale del SUAM 118. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono protratte per circa un'ora.
Ed un altro grave incidente si è verificato questa mattina alle 8:15 in provincia di Treviso. Siamo a Motta di Livenza, dove una ragazza è stata investita da un mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco per aiutare naturalmente a prestare soccorso alla ragazza che percorreva la strada in bicicletta. La giovane è stata trasferita all'ospedale. Ancora un caso di truffa. In quest'ultimo episodio il truffatore si fingeva idraulico ed è riuscito a mietere centinaia di vittime in tutto il nord-est. Intercetta i post degli utenti nei gruppi social, lascia un commento offrendo la propria disponibilità e si accorda in privato, talvolta scambiandosi anche il numero di telefono. Poi, una volta agganciata la vittima, fa scattare la truffa. Si spaccia come tecnico specializzato in lavori domestici, in particolare idraulici e riparazioni di elettrodomestici, ma anche sostituzioni di caldaie. Si tratta in realtà di un truffatore seriale. Nella sua trappola sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est. Quest'estate ha battuto a tappeto il territorio veneziano, ma ha girato anche nel trevigiano, padovano e bellunese. Il modus operandi è sempre il medesimo. Dopo aver intercettato la vittima, si presenta con una certa tempestività presso il domicilio del cliente, sfoggiando una tuta da lavoro e un borsone con attrezzi. Dopo un sopralluogo rappresenta la necessità di un anticipo per l'acquisto di materiale o pezzi di ricambio, nonché per le lavorazioni da effettuare. Una volta ricevuti i soldi, la trappola ormai è già scattata. Incassate le somme di denaro, il truffatore si rende irreperibile e blocca ogni contatto. Qualcuno ha perso 100 euro, altri 3,50 fino a 1.500 euro. Nel mirino del sedicente idraulico anche persone fragili, in difficoltà economiche o anziani con invalidità. L'uomo, che sarebbe residente nell'Asolano, nonostante numerose querele, fino ad oggi è rimasto impunito. E le vittime, che hanno cercato di mettere in guardia altri cittadini, sono state minacciate dal truffatore. Non solo, ma di recente ha cambiato il proprio nominativo sui social. Seriale ma anche impavido, il sedicente idraulico non disdegna neppure i pagamenti effettuati mediante bonifici o ricariche sui conti intestati allo stesso o alla compagna, utilizzando i dati ed emettendo fatture di una ditta che risulta chiusa da anni. Una vicenda che pone interrogativi sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla difficoltà di fermare reati seriali di piccolo importo. Conosciuto anche dalle forze dell'ordine, ma ancora libero di truffare chiunque. E sentiamo ora la testimonianza di una delle tante vittime del finto idraulico truffatore seriale. Lui sostanzialmente o vende merce, per cui si fa inviare i soldi tramite bonifico e poi sparisce, merce di tutti i tipi. Ho visto da parte sua annunci di mobili per la casa, abbigliamento, orologi, legna da ardere, attrezzatura da lavoro, cioè vende più roba di Amazon. Oppure lavori da artigiano, principalmente da idraulico, muratore. Dice di fare manutenzione alle caldaie, manutenzione stufe pellet, anche con documentazione, che però non è vero. Lui sostanzialmente si fa dare l'acconto e sparisce. È questo il modus operandi del truffatore, che da circa 2 anni si spaccia sui gruppi social come sedicente tecnico, offrendo la propria disponibilità per riparazioni idrauliche o di elettrodomestici, intercettando i post degli utenti in cerca di uno specialista. Abbiamo intervistato una delle tante vittime tra le province di Treviso, Padova e Venezia, caduta nella sua trappola. Si trovava peraltro nella mia città, Padova, perché aveva dei cantieri aperti in zona, e quindi ha fatto una scappata a casa mia per vedere se poteva fare qualcosa. Lui è originario della provincia di Treviso, cioè esattamente di Cornuda. Quindi visiono il lavoro, mi disse che cosa avrebbe fatto, diede la sua disponibilità, mi fece anche un preventivo e si portò via alcuni pezzi di tubazioni, valvole, raccordi, e un acconto di 300 euro per iniziare i lavori, che li pagai al momento dal cellulare tramite bonifico bancario. Una volta ricevuto il denaro, il truffatore è sparito nel buio. Sono iniziate le scuse e i rinvii fino al blocco del numero di telefono della vittima. A nulla è servita la denuncia ai carabinieri. Il malvivente tutt'oggi agisce ancora indisturbato. Io purtroppo feci delle ricerche dopo,
le avessi fatte prima, cercando nei vari gruppi social delle città. Ci sono ad esempio su Facebook dei gruppi che si chiamano sei di questa città, se, puntini, cercando tutte le città delle province di Treviso, Padova, Venezia. Lui è iscritto in tutti quanti. E dal 2020 poi ci sono decine di segnalazioni, gente che avvisa non rivolgetevi a questa persona, è un truffatore, mi ha estorto 300 euro, gli ho dato 1000 euro ed è sparito. Ed un altro truffatore, in questo caso si è finto funzionario del comune di Treviso e ha cercato di truffare un asilo nido privato di paese. A darne notizia lo stesso sindaco del capoluogo, Mario Conte. L'uomo ha contattato la struttura sostenendo di agire per conto del settore ragioneria e finanza di Cassugana, indicandone anche il nome e cognome esatti, e ha chiesto di effettuare un bonifico urgente da 4.000 euro allo scopo di sbloccare un pagamento di 14.000 euro per un errore relativo ad un contributo non andato a buon fine, per il quale un dipendente comunale avrebbe rischiato il licenziamento. La dipendente del nido insospettita ha contattato il comune di Treviso per verificare la veridicità delle informazioni ricevute. È emerso anche che il truffatore aveva fatto pressioni psicologiche per indurre in errore la rappresentante legale della struttura. E restiamo ancora nel capoluogo della Marca per parlare di zona rossa. Resta acceso il dibattito in città. Oggi con questa ulteriore zona rossa siamo convinti di dare una risposta importante alle esigenze dei cittadini. Questo lo dico a quelle forze politiche che cercano in tutti i modi di metterci il cappello sopra politico o di criticare le iniziative, in questo caso della prefettura. Io credo invece che il partito di riferimento più importante che oggi vince con questa iniziativa sia la cittadinanza. Il primo cittadino non risparmia un seppur velato riferimento a Fratelli d'Italia, da una parte che rivendica la paternità del provvedimento e al Partito Democratico critico invece nei confronti della misura. Quello della zona rossa allargata, chiesta dai cittadini, di cui il sindaco si è fatto portavoce ai tavoli istituzionali, è un tema che tiene acceso il dibattito politico, soprattutto all'interno della stessa maggioranza. L'avvocato Fabio Crea, esponente dei meloniani, ricorda le diverse dichiarazioni rilasciate dal sindaco Conte negli scorsi mesi sul provvedimento. Diverse volte era stato detto che non c'era la necessità della zona rossa perché Treviso era assolutamente tranquilla e evidentemente dopo ciò che è risultato, che è sotto gli occhi di tutti, quella che era la realtà, si è resa necessaria l'istituzione per la seconda volta della zona rossa grazie al provvedimento prefettizio su istanza del sindaco Conte. Quindi bene che si sia guardata in faccia la realtà. Crea rimarca poi come l'idea di allargare la zona rossa ad altre aree calde del centro fosse già stata lanciata proprio da Fratelli d'Italia. In un'area molto ampia, come anche come partito avevamo ritenuto di evidenziare, tanto è vero che era stata sollecitata un'estensione della zona rossa. I fatti ci sembravano già qualche tempo fa evidenti. Bene che il sindaco ne abbia preso atto. Intanto il sindaco Conte assicura ai cittadini che non solo la zona rossa ma tutta la città continuerà ad essere presidiata dalle forze dell'ordine, come via Collalto, che alla vigilia molti si aspettavano potesse rientrare nel provvedimento. Essere fuori dalla zona rossa non significa essere scoperti dai servizi di pattugliamento e di controllo, quindi nessuna preoccupazione. Ovviamente le dimensioni e le caratteristiche delle zone rosse sono stabiliti dalle forze dell'ordine. A Padova ora per raccontarvi una vicenda fortunatamente dal lieto fine. Ha salvato mentre era in servizio un cliente colpito da infarto e già si parla di tassista eroe. Ci racconta questa storia Marta Zatta da Padova. A te, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, tutti lo chiamano tassista eroe, ma lui non vuole essere definito eroe. Cosa è successo? Praticamente durante il suo normale servizio che svolge da 46 anni, ha notato il cliente che aveva con sé in auto con dei principi insomma di infarto, e quindi è scattata subito la corsa all'ospedale. Io sono in compagnia di Gino Stellini, che è il tassista, invece alla mia destra abbiamo Nicola Del Corso, che è presidente della cooperativa
cooperativa Radio Taxi di Padova. Gino, ci può raccontare cosa è successo con quella serata? Ero in stazione, mi è salito questo cliente, partendo ho cominciato a dire oi, mi sono girato, ho visto che aveva la mano, se l'è portata al petto. Ho cominciato a guardarlo sempre con lo specchietto e a un certo momento ha preso il telefono per telefonare e non parlava bene e si è piegato. Mi sono fermato all'altezza dell'Hotel Cason, praticamente 300 metri dalla stazione, sono sceso, l'ho guardato, chiuso porta, via, partito, pronto soccorso, ho detto no, voglio andare a Abano, no, pronto soccorso come è messo, perché non vedo chiaro come sta lei. E dopo, insomma, ha saputo che adesso questa persona sta bene, però lei non l'ha più sentito. Né sentita né più vista, niente, ma a me basta solo aver fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi tassista di Padova e d'Italia. Invece Nicola Dal Corso, insomma, i tassisti, diciamo, ogni giorno vivono anche situazioni tante volte difficili, quindi insomma questa situazione qua, insomma, porta anche un po' di sollievo, insomma, fa anche onore al gruppo dei tassisti. Penso proprio di sì, anzi tanto di onore a Gino, perché si è comportato veramente in maniera esemplare. Diciamo che salvare una vita penso sia una qualcosa di estremamente, diciamo, riempie d'orgoglio sia non solo lui ma anche tutta la categoria, decisamente. Però Gino non vuole essere definito eroe. No, sono un semplice tassista, ho fatto quello che è umano fare. Se vedo una persona che sta male, io gli do una mano. Tutti i tassisti fanno così. E avete già pensato a un riconoscimento magari per Gino? Allora, adesso no, perché la cosa, tra virgolette, è ancora fresca. Diciamo che lo faremo di sicuro, però prima aspettiamo che finisca tutto questo, diciamo, movimento che c'è e poi sinceramente a Gino faremo anche noi il nostro riconoscimento e spero che anche il Comune di Padova faccia un riconoscimento al tassista Gino, che dopo 46 anni che è qua, un riconoscimento penso che sia doveroso, insomma. Qual è la situazione che si trovano a vivere oggi i tassisti, soprattutto, insomma, se ne sentono anche tutti i giorni, situazioni anche difficili? Ma diciamo a livello di traffico decisamente penso che un po' tutti i padovani la stanno vivendo il discorso del problema, diciamo, dei cantieri del tram e quindi lì diventa difficile guidare e portare a destinazione i clienti in base a certe tempistiche. Poi altri problemi, diciamo, inerenti alla criminalità o quant'altro, penso che è qualcosa che riguarda un po' altre città, ma riusciamo a vivere, insomma, intanto non abbiamo avuto grossissimi problemi, se non cose di piccole microcriminalità, qualche corsa non pagata, però tutto sommato non c'è altro per ora e speriamo che anche non ci sia di peggio, ecco, diciamo così. Ecco, insomma, quindi tra le tante notizie che magari raccontiamo inevitabilmente tutti i giorni, oggi finalmente una bella notizia, soprattutto grazie a Gino e grazie anche al Presidente per essere stati con noi. E da Padova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi con Federico Cibotto da Padova. Noi ora ci spostiamo a Rosà, vedo che abbiamo in collegamento Nancy Galdi per tornare a parlare della vicenda annosa dell'agrivoltaico. Scatta l'offensiva dopo il no dell'amministrazione comunale. A te Nancy, buongiorno. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. Torniamo dunque a parlare della questione agrivoltaico, un progetto molto discusso che riguarda la zona di Rosà, in parte i comuni di Cartigliano e di Tezze sul Brenta. Il comune e tutti i cittadini stanno portando avanti questa battaglia per il no, a cui noi stiamo dando voce. Sarebbe uno degli impianti agrivoltaici più grandi del nord Italia. Si aggiunge ora un passaggio fondamentale, ce lo racconta Paolo Bordignon, vice sindaco di Rosà.
Sì, siamo ormai giunti al termine per le osservazioni da inviare alla via regionale. Ci siamo riuniti proprio come commissioni, la Commissione Ambiente e la Commissione Urbanistica proprio l'altro giorno, e all'unanimità abbiamo ribadito ancora una volta, vagliando un po' tutte le osservazioni che dobbiamo presentare alla via regionale, maggioranza e minoranza ha detto un secco no ancora a questo impianto. Un impianto sproporzionato, sono 70.000 pannelli fotovoltaici installati a ridosso di una frazione, a ridosso del comune di Bassano del Grappa, del centro abitato di Bassano del Grappa, per cui un no fondamentale, un no focalizzato soprattutto su un aspetto urbanistico, perché l'area è preservata, è riservata a area agricola speciale al parco da una delibera regionale del 2002, un'area che è fruibile a tutte le persone, con un aspetto soprattutto identitario di una popolazione che già all'epoca si era espressa con un referendum naturalmente per dire no a quest'area, a mantenerla verde, per cui l'amministrazione comunale assieme a tutti i comitati e anche la minoranza si sta lavorando appunto per dire a un secco no a questo impianto, questo mega impianto che è sproporzionato in un'area vicino a un'area abitata. È stato sottoscritto un documento con le osservazioni da inviare ora alla via regionale. Che tipo di osservazioni avete presentato? Il documento si è stilato in 7 punti principali. L'aspetto principale è quello ambientale, l'aspetto della fauna, l'aspetto soprattutto anche idrico. Ci sono tanti aspetti che abbiamo toccato. L'aspetto giuridico, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'agrivoltaico, una normativa che è in evoluzione, che va cambiando, che sta introducendo dei territori ben importanti. Noi non siamo contro il fotovoltaico, ma il fotovoltaico non di queste dimensioni. Il fotovoltaico va montato nei tetti dei capannoni, tetti delle case, ma non a distruggere un'intera campagna aperta come quello proposto a Rosario. Adesso il progetto sarà ufficialmente presentato alla Regione l'11 febbraio. Sì, il proponente lo illustrerà alla via regionale l'11 febbraio, saremo presenti anche noi ad ascoltare la presentazione di questo progetto che ha già vagliato, ha dei punti anche carenti, naturalmente ci giochiamo questa carta, però sicuramente le amministrazioni, in particolar modo i comitati, sono lì a far pressione alla via regionale e ai tecnici regionali di valutare bene, perché stanno togliendo un territorio importante a tutta la comunità. Ecco, grazie a Paolo Bordignone, grazie ad Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Per ora è tutto. Marta, ti restituisco la linea. Grazie, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca. Professore delle medie di Villa del Conte deriso da un alunno di 12 anni che gli urlava gay fuori da scuola. È stato presentato un esposto ai carabinieri. Mi urlava gay davanti a tutti. A denunciare gli insulti a sfondo omofobo all'uscita di scuola è il 26enne Elia Scattoloni, insegnante di musica. Il docente, residente a Piombino Dese, in servizio alla scuola media di Villa del Conte, ha presentato un esposto ai carabinieri per una serie di insulti ricevuti tra settembre e ottobre dello scorso anno da un alunno di 12 anni. Secondo quanto riferito, uno studente lo avrebbe aspettato all'uscita dell'istituto per rivolgergli offese a voce alta in presenza di coetanei e passanti. Non si tratterebbe di un episodio isolato, come spiega il professore sui social. Dopo aver informato la dirigenza scolastica, l'insegnante ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, ritenendo il comportamento particolarmente grave e potenzialmente pericoloso sul piano educativo e sociale. Sono un docente di scuola media. È successo che un ragazzino dodicenne mi aspettava fuori da scuola per urlarmi la parola gay davanti ai suoi compagni. Non solo per un giorno, ma è successo per ben 2 volte, finché io mi sono stufato e ho avvertito sia la preside sia i carabinieri e ho proceduto a fare un esposto. Perché ho fatto un esposto? Perché credo sia un episodio gravissimo. Se a 12 anni dici gay al tuo professore in piazza, vicino alla gente seduta nei tavolini dei bar, vicino ai tuoi compagni, cosa farai a 14 anni, che cosa farai a 18 anni, non oso nemmeno immaginare. Una grave vicenda che riaccende il dibattito sul rispetto e sulla prevenzione delle discriminazioni in ambito scolastico. L'accaduto al professore gay in Veneto è inaccettabile. Questo dimostra quanto è importante l'educazione all'affettività e contro le discriminazioni, che dovrebbe essere obbligatoria. Per questo rinnovo l'appello al Parlamento al fine che renda obbligatoria l'educazione all'affettività, ma non solo, anche la Regione Veneto in questo caso potrebbe dare un esempio, magari promuovendo l'educazione all'affettività in tutte le scuole della Regione Veneto e sostenendo le scuole che decideranno di fare questo percorso.
Ed ancora cronaca, spaccio, seduti al tavolino del bar, la polizia di Padova chiude 2 locali. Sorpresi dai poliziotti seduti al tavolino del bar mentre erano intenti a vendere le dosi di droga ai clienti, chiuso per 30 giorni su disposizione del questore il bar Armistizio di Via Rovigo a Padova. I poliziotti hanno arrestato in flagranza 2 nordafricani. I 2, dopo aver ricevuto una telefonata, infatti sono usciti e hanno ceduto una dose di cocaina al cliente. Visti i precedenti del locale, frequentato abitualmente da spacciatori e pregiudicati, nel 2020, teatro anche di un'aggressione avvenuta all'interno, è stata sospesa la licenza di somministrazione di bevande e alimenti. Sospesa la licenza per 30 giorni anche ad un bar di Via dell'Internato ignoto. Anche qui i poliziotti in più occasioni hanno trovato spacciatori e pregiudicati all'interno. Durante l'ultimo controllo gli agenti della squadra mobile hanno sorpreso un tunisino mentre stava cedendo una dose di eroina. Il bar infatti era proprio il punto di vendita. Il cliente aveva raggiunto il pusher e si erano scambiati droga e contanti seduti al tavolino. Fumeria clandestina nel mini market, blitz della polizia locale con il cane antidroga nei pressi di Via Piave a Mestre, sequestrate cannabis e cocaina. Dall'esterno sembrava un normale negozio etnico, un mini market. Una volta all'interno, però, gli agenti della polizia locale hanno trovato una vera e propria fumeria clandestina. I controlli degli agenti dei nuclei cinofilo e pronto impiego sono arrivati dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti riconducibili al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta arrivati, infatti, gli agenti della polizia locale hanno trovato all'interno del negozio, poco distante da Via Piave a Mestre, 8 cittadini africani seduti su tavoli e sedie intenti a fumare e con bottiglie di birra a disposizione, oltre a varie dosi di marijuana, hashish e cocaina. Altre confezioni di sostanze sono state poi trovate a terra e nascoste addirittura dietro la carta da parati, individuate anche grazie all'intervento del cane antidroga Quad. Gli stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare dell'esercizio commerciale denunciata per violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe, per aver allestito parte delle stanze a fumeria clandestina e aver permesso che il locale fosse luogo di ritrovo per persone dedite al consumo di sostanze. Un rapporto è stato anche trasmesso al questore per i provvedimenti di competenza. Non è infatti esclusa una sospensione della licenza per motivi di sicurezza e ordine pubblico. L'operazione dimostra ancora una volta quanto sia importante il presidio costante del territorio e il lavoro integrato tra i diversi nuclei della polizia locale, il commento dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. La nuova piazza di Tre Baseleghe, siamo ancora nel Padovano, è stata teatro di un atto vandalico. Alcuni ragazzi hanno imbrattato con vernice, spray, alcune panchine e parte della pavimentazione. I giovani intenti a verniciare una bicicletta avrebbero effettuato delle prove sulle sedute e sul suolo della piazza. L'episodio è stato segnalato da un cittadino che ha subito allertato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno identificato i responsabili. Il Comune valuterà ora gli interventi necessari per il ripristino delle superfici danneggiate. Ed ora una vicenda davvero agghiacciante. C'è un primo indagato per omicidio nell'inchiesta milanese sui cosiddetti cecchini del weekend durante l'assedio di Sarajevo. Si tratta di un ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone. Svolta nel caso dei cosiddetti cecchini del weekend durante la guerra nella ex Jugoslavia. C'è un indagato per omicidio volontario continuato aggravato nell'inchiesta aperta a Milano nei mesi scorsi dopo l'esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni su alcuni cittadini italiani facoltosi che pagavano per andare a uccidere anche donne, anziani e bambini nella Sarajevo assediata tra il 92 e il 95. Da quanto si è saputo nelle indagini del ROS dei Carabinieri, oggi è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio fissato per lunedì prossimo per un 80enne ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone. Nel documento dello scrittore venivano riportate anche le parole dell'ex 007 dell'intelligence bosniaca Edin Subasic sul fatto che a inizio 94 i tiratori turistici partivano da Trieste, un fatto a conoscenza dei servizi italiani che poi avrebbero interrotto quegli orribili safari. Tra i racconti agli atti anche quello
quello di un soldato serbo catturato che riferì allo 007 bosniaco di aver assistito in prima persona al trasporto di uno dei cacciatori. Fu quel test oculare a parlare di italiani che arrivavano da Milano, Torino e Trieste. Ritorniamo in provincia di Treviso con il profondo cordoglio per la morte del maestro del vetro Italo Varisco. Il figlio Marco è stato un grande maestro e un papà immenso. I funerali saranno celebrati lunedì 8 febbraio nel Duomo di Treviso alle 11. È stato un grande maestro, ma soprattutto è stato un grande maestro di vita e un papà veramente immenso. Forse, anzi assolutamente, se io fossi stato padre avrei voluto essere quello che ha fatto mio papà per me. Un nodo alla gola, le lacrime soffocate dai ricordi di una vita impossibili da dimenticare. Ci racconta del lavoro, ma ancor prima di quanto il papà gli ha insegnato nella vita. I ricordi di mio papà sono tanti e la cosa più forte che posso ricordare è ogni giorno. Quindi quello che ha lasciato mio papà è un segno indelebile. Mi ha insegnato un lavoro e rispetto. Ho avuto la fortuna di lavorare anche col nonno, quindi eravamo in 3 generazioni. Mio papà mi ha sempre assolutamente assecondato. Si è spento all'età di 85 anni Italo Varisco, maestro della lavorazione del vetro e del cristallo. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo. Lascia la moglie Bruna e i 2 figli Marco e Cristina. Nato a Murano, Varisco affonda le sue radici in una storia familiare profondamente legata al vetro. 50 anni fa a Murano vivevo in bottega, altrettanto adesso sta facendo mio figlio dopo 50 anni che si è fatto le bomboniere, a 12 anni, le bomboniere della Cresima. Nel corso di una lunga carriera ha saputo elevare l'incisione su cristallo al linguaggio espressivo di altissimo livello. Oggi l'attività di famiglia è portata avanti dal figlio Marco, che ha saputo innovare senza mai staccarsi dalle radici del passato e dalla tradizione. Marco ha imparato l'arte lavorando fianco a fianco con il nonno e con il papà. Questa qua era nata come scafo di una barca a vela, no? Ed era orizzontale. E un giorno, senza che mio papà sapesse, l'ho trasformata in angelo. Questa è stata una cosa, uno scherzo però sentito e dedicato a papà. La comunità trevigiana perde un pezzo della storia dell'artigianato, interprete autentico di una tradizione di famiglia, dice il sindaco Mario Conte. Fatemi innanzitutto portare le condoglianze a tutta la famiglia e portare proprio la vicinanza di tutta la comunità a una persona straordinaria, un grande artista, un grande artigiano, un grande padre di famiglia che ha saputo tramandare insieme al nonno, insieme al figlio, di generazione in generazione l'arte e la maestria appunto della famiglia Varisco, che oggi passa totalmente in mano nelle mani dei figli. Non è solo la Marca, ma tutto il Veneto a perdere un campione di questa lavorazione che incarna una delle tradizioni artigianali più identitarie della nostra terra. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Italo Varisco ha fatto della materia vetrosa non solo un mezzo d'espressione, ma un vero e proprio patrimonio culturale vivente, innovando tecniche di incisione e lavorazione del cristallo che hanno conquistato estimatori internazionali, conclude il presidente di CNA Treviso, Giampaolo Stocco. Ed ora andiamo in Friuli, in Venezia Giulia, abbiamo in collegamento Alessandro Surza per tornare a parlare della tragedia che si è verificata sul Monte Lussari. Simone De Ciglia travolto da una valanga. A te, buongiorno. Buongiorno a voi, siamo qui io con il tecnico Francesco Zilli da Tarvisio per raccontarvi quello che è accaduto, proprio la tragedia che si è verificata nella serata di ieri con Simone, il ragazzo di 33 anni Simone De Ciglia, che non ce l'ha fatta dopo una corsa disperata in ospedale. Per raccontarvi quello che è accaduto dobbiamo fare un passo indietro, però dobbiamo partire dal pomeriggio di ieri, perché innanzitutto
Simone, dovete sapere che era uno snowboarder professionista, era un esperto snowboarder, insegnante di snowboard, conosceva queste piste, conosceva Tarvisio in ogni suo angolo, amante della natura, conosciutissimo anche sui social, dove ci sono foto della montagna, di corse in bicicletta, di passeggiate nei paesaggi che amava di più, nella terra dove lui era nato e cresciuto e che conosceva, come ho detto, benissimo. Figlio di albergatori della zona, i suoi genitori sono i proprietari dell'Hotel Valle Verde, che risiede proprio ai piedi della pista, ed è lì lui che lavorava anche prima di fare il maestro di snowboard, e alternava appunto i due lavori a seconda della disponibilità. E proprio ieri mattina, dopo aver finito il turno, verso l'ora di pranzo all'hotel, nel primo pomeriggio con due amici ha deciso di andare a fare una sciata fuori pista nei boschetti tra il Monte Lussara e il Monte Prasnig, a 1600 metri di quota, e proprio lì in quel momento una valanga piccola ma evidentemente fatale lo ha travolto solo lui, non gli altri suoi due amici, che sono riusciti a capire che cosa era successo, a capire che era stato travolto, ad estrarlo, a chiamare anche i soccorsi. Il problema è che ieri, e Simone lo sapeva, ripetiamo, però era esperto e sapeva dei rischi che correva, ieri c'era un rischio molto elevato, rischio forte, rischio 4 di valanghe. Oggi per esempio la neve un po' di meno e c'è comunque un rischio di valanghe di numero 3, quindi era comunque una giornata considerata molto pericolosa. Simone aveva deciso comunque di andare, aveva fatto anche un video postato proprio pochi minuti prima sui social, proprio pochi minuti prima di quella che poi è stata la tragedia fatale. I soccorsi vengono chiamati intorno alle 16-16:30, cercano di partire ma la neve che scende è troppo, l'elicottero non può partire, e allora i soccorritori arrivano con i gatti delle nevi, con i mezzi da montagna, usando anche l'impianto della cabinovia per arrivare il più vicino possibile. Poi raggiungono il luogo della tragedia, trovano gli amici che gli indicano dov'è Simone, lo rianimano con operazioni di rianimazione che durano più di un'ora e mezza, riescono a farlo tornare in vita, così, a riprendere conoscenza, ma i traumi sono stati troppi. Loro cercano quindi poi di scendere a valle, lo caricano e lo trasportano immediatamente all'ospedale di Udine, tenendolo vivo con un defibrillatore mobile, arrivato però al nosocomio udinese. Purtroppo Simone nella tarda serata di ieri non ce l'ha fatta. Questa è la tragedia che ha colpito una città che oggi vi possiamo raccontare essere veramente in lutto. Tutte le persone che abbiamo provato a contattare per chiedere un ricordo di Simone, che persona fosse, non sono riusciti a trattenere le lacrime nel pensare di dover parlare di Simone, un ragazzo che tutti adoravano, un ragazzo che tutti amavano, e veramente la commozione di tutte le persone, anche chi lo conosceva meno, è veramente stata straziante. Questo è il racconto anche del clima che si sta vivendo a Tarvisio, e io adesso lancerei il servizio in ricordo proprio di Simone fatto dal nostro Francesco Pezzella, e quindi poi Lina che può tornare a voi. Quello che vi abbiamo appena mostrato è il video con le ultime immagini di Simone De Ciglia prima di essere travolto dalla slavina che gli ha spezzato la vita a 33 anni, proprio mentre si godeva lo spettacolo della neve sui monti di casa, praticando uno degli sport di cui era appassionato. Simone amava gli sport estremi, quelli che ti danno una scarica di adrenalina. Che bomba! You go down just like Holy Mary. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Fotografo di talento, si divideva tra la passione per gli scatti e la pratica sportiva e la gestione con i familiari dell'Hotel Valle Verde di Tarvisio. La natura era il posto dove si trovava meglio, la neve in questo periodo. Deve aver sentito come irresistibile il richiamo della montagna dopo le forti nevicate dei giorni scorsi, talmente irresistibile da ignorare il rischio valanghe di livello 4 segnalato dai bollettini regionali. Ora è il momento del ricordo e del rispetto del dolore dei genitori, dei familiari tutti, degli amici e di chiunque lo conosceva, ma quello che è accaduto deve anche essere un monito a non sfidare il pericolo, anche e soprattutto quando il rischio è previsto e documentato. Esperti o principianti, la natura non fa sconti.
Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Venezia, vedo che si è collegata la nostra Anna Maria Parisi per parlarci dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari di Venezia. A te Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, a te, ai nostri telespettatori e telespettatrici. Ecco, con le immagini per la parte tecnica di Sandro Ponchio siamo collegati in diretta dal Teatro Goldoni di Venezia, dove si è tenuta l'inaugurazione del 158esimo anno accademico per l'Università Ca' Foscari, dove è intervenuto anche il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, con un messaggio chiaro. Dice l'università prepara con merito, inclusione e responsabilità al futuro. Questo il messaggio con cui ha voluto anche dare un altro messaggio agli studenti dell'UDU che hanno manifestato in un presidio reclamando le borse di studio, diciamo così, finora vacanti, e con Stefani appunto che ha anticipato come una conferenza stampa che si terrà tra qualche tempo a Venezia, nella sede appunto di Cabalbi, dicendo che verranno liquidate tutte quelle borse di studio che finora erano risultati vacanti. Sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro da bilancio per liquidare appunto queste borse di studio. Quindi il messaggio del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, agli studenti: Venezia vi aspetta per preparare il futuro insieme, venite e fermatevi qui. Ultimo anno di mandato per la rettrice dell'Ateneo veneziano Tiziana Lipiello, che ha snocciolato un po' i numeri del suo mandato, ricordando come l'università deve restare il presidio di democrazia guidata da 3 parole chiave: coesione, condivisione e coerenza. Tra i presenti anche il sindaco di Treviso, nonché il presidente ANCI Mario Conte, che ha rilanciato il nuovo polo universitario che si terrà a Treviso, Alturazza, all'ex Appiani, 20 milioni di euro i fondi stanziati dall'università, 50 in totale quelli stanziati dal comune per questo nuovo polo universitario, che prevede anche una nuova biblioteca che verrà ultimata entro brevissimo tempo, diceva, con una scadenza su tutte: raddoppiare entro il 2026 il numero di studenti universitari a Treviso, che passeranno così dagli attuali 3.000 ai prossimi futuri 6.000. E da Venezia è tutto, la linea torna a te, Marta. Grazie Anna Maria, buon lavoro ai colleghi della redazione di Venezia. Noi proseguiamo ora con il report sull'export di Confindustria Veneto Est, che è stato presentato ieri pomeriggio a Treviso, a Palazzo Giacomelli. Nonostante l'arrivo di Trump, i dazi, il caos geopolitico e le guerre, le imprese venete mostrano resilienza e si confermano leader nazionali per la propensione allo scambio internazionale, col 71% contro il 56% italiano, terze per export di beni, 13% del totale. E quest'anno l'analisi ha incluso anche un altro settore. Abbiamo voluto quest'anno estendere l'indagine anche alle aziende di servizi, e è stata sicuramente una decisione che ci fa piacere poi riportare nei dati, perché le aziende più performanti sono proprio quelle che hanno voluto passare da una logica solo di prodotto a una logica di prodotto valorizzato da servizi di supporto, quindi una sorta di servitization. Nonostante la volatilità e il clima di attesa nel 2026, le esportazioni sono attese stabili o in miglioramento, con scambi con i paesi target che restano Germania, Francia e Stati Uniti, ma con un'apertura al Mercosur che si prospetta interessante, a patto di fare rete. Alle imprese serve fare sistema, serve guardare oltre anche i confini nazionali, sicuramente i mercati più vicini, quelli più presidiati, Germania, Francia, Stati Uniti, ma guardare sempre più a quei mercati che sono opportunità, che ormai sono quasi certezze. Parliamo degli Emirati Arabi, del Messico, del Brasile, l'India, fresca anche un abbozzo di accordo commerciale, e bisogna fare andando non da soli, ma andando insieme alle istituzioni,
associazioni, alle associazioni di categoria. Ma il dato più importante è legato alle imprese manifatturiere. Quelle che hanno inserito servizi post vendita hanno performato meglio delle altre. Le imprese che offrono servizi oltre ai beni manufatti sembrano riuscire ad avere un maggior valore aggiunto, a produrre maggior valore aggiunto, e questa è un'indicazione interessante per gli imprenditori, che quindi possono aggiungere ai beni che vendono anche dei servizi, e questo aumentando il valore dei propri prodotti. Nel corso dell'evento è stato assegnato il premio Exporter of the Year 2025, riservato ad aziende partecipanti alla ricerca che si sono distinte per la performance sui mercati internazionali. Per la categoria grandi imprese ha vinto PAL, per la categoria piccole e medie imprese premio a Parchettificio Garbellotto. Nella categoria Beginners, aziende con esperienza più recente sui mercati esteri, ha vinto Ambiente 1985. Menzione speciale nella categoria servizi a Orion. Ed ora il primo approfondimento di oggi dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina. Domani sera la cerimonia inaugurale, ma al Palaghiaccio di Cortina sono già cominciate le gare, quindi ormai il clima olimpico è con noi. È arrivata anche la neve abbondante, per cui sicuramente tutto sembra essere pronto o quasi. Abbiamo in collegamento Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Allora, ormai insomma domani la cerimonia di inaugurazione, ci siamo. La situazione sul fronte degli alberghi in provincia di Belluno, ne abbiamo sentite un po' tante negli ultimi giorni, da strutture in sold out, soprattutto ovviamente quelle più vicine alle sedi di gara, a numerose disdette anche forse di chi cerca di spuntare un prezzo più basso rispetto a quello che aveva magari pagato o promesso di pagare quando aveva effettuato la prenotazione diversi mesi fa. Che succede? Intanto facciamo un distinguo, abbiamo due zone, Cortina, il Cadore e dintorni venduti alla fondazione, quindi lì la problematica non esiste. Abbiamo invece quelle altre zone limitrofe a Cortina, in cui non c'è nessuna limitazione eccetera. Qui in alcune zone abbiamo delle criticità. Ho sentito in questi giorni alcuni colleghi, alcuni mi dicono, come diceva giustamente lei, sono pieno, sono tranquillo, alcuni mi dicono sono vuoto, non sono tranquillo. Forse c'è stata finora una cattiva comunicazione, può essere, un timore effettivamente di prezzi troppo alti, c'è qualcuno che ha tentato la speculazione, che dire, ci sta anche, perché a un certo punto uno ci prova, poi se gli va bene bene, altrimenti pazienza, sapendo la solita questione della flessibilità, la massima flessibilità di prezzi alberghieri come di altri settori. Ecco, fino a 15 giorni fa abbiamo avuto anche una forte carenza di neve che non ha di certo invitato la gente a venire in montagna. Abbiamo perso chi faceva sci alpinismo fino a 2 settimane fa, abbiamo perso chi faceva i giri con le ciaspe, però insomma la situazione non è né terribile né ottima. Quindi insomma quel grande exploit della montagna che si auspicava con le Olimpiadi Milano-Cortina effettivamente ancora non si vede. Le volevo chiedere, De Cassan, chi in questo periodo, sappiamo insomma che il mese di febbraio è il mese tradizionalmente votato agli amanti dello sci, alle settimane bianche eccetera, in molti magari hanno evitato proprio per timore di rimanere, come dire, intrappolati in questo meccanismo delle Olimpiadi. Ci sono invece ancora delle possibilità per chi volesse prenotare, dove conviene andare, come conviene muoversi? Ma so che tutte le località, come dicevo prima, hanno sia dei tutto esaurito che dei vuoti. So che ad Araba c'è qualche albergo che è esaurito, a Falcade mi riferiscono che la situazione sia ottima,
Ecco, non so la situazione di Alleghe, però mi pare che ci sia una buona affluenza anche ad Alleghe. Comunque per il turista dell'ultima ora non c'è nessun problema, anche perché stiamo andando verso una situazione, come dire, di last minute con magari dei prezzi anche più appetibili, però io guardavo anche qualche giorno fa i prezzi delle varie zone qui intorno, non ho trovato ora dei grossissimi scostamenti rispetto ai prezzi delle tariffe degli anni scorsi. Probabilmente c'è stata un po' la paura di trovare il caos, e in più ho notato anche nelle scorse settimane una fortissima pubblicità in TV, in radio e sui giornali di zone che d'inverno non erano mai pubblicizzate. Parlo della provincia di Brescia, delle quali ho visto degli spot meravigliosi in TV, parlo del Piemonte, parlo della Val d'Aosta, che probabilmente hanno cercato di cogliere la palla al balzo per sottrarre una fetta di clientela alle Dolomiti. Insomma, possiamo dire di agganciarsi a questo treno olimpico per vedere in qualche modo migliorare anche le loro performance. Ma è vero, De Cassan, che si era partiti con delle aspettative e delle tariffe anche molto, molto alte, ma poi insomma la situazione è un po' diversa? Ma si era partiti con aspettative forse un po' più alte effettivamente, però forse è mancato quel quid in più di promozione del dire: attenzione, fuori cortina tutto sarà come prima. Forse questo è stato il messaggio sbagliato, tra virgolette, potrei sbagliare anch'io, ma si è partiti forse con questo messaggio che pareva che tutte le Dolomiti intorno a Cortina fossero inavvicinabili. Invece non è così, è solo Cortina che è praticamente inavvicinabile. Però dai, siamo fiduciosi su quella che sarà l'eredità delle Olimpiadi, perché attenzione, sono mesi che vediamo in TV spot pubblicitari delle varie aziende sponsor delle Olimpiadi che dicono Milano-Cortina. Quanta gente vedrà? Milioni se non miliardi di persone domani sera vedranno la cerimonia di inaugurazione in diretta a mezzo servizio, scusatemi il termine magari non proprio appropriato, tra Milano e Cortina e le altre zone, ma dovremmo saper approfittare di quello che sarà il futuro delle Dolomiti, rimanendo sul nome di Olimpiadi. C'è un'altra domanda che volevo farle e riguarda questo tema, insomma, che è sulle pagine di tutti i giornali di oggi. L'abbiamo sentito nei TG ieri sera, questa tra l'altro confermata dallo stesso ministro degli esteri Tajani, di questi attacchi hacker in parte sventati, in parte riusciti da parte di un movimento filo russo, attacchi che hanno colpito anche alcune strutture alberghiere di Cortina. In tutta onestà non so molto di più di quello che è apparso sui giornali e sui telegiornali in questi giorni. Chiaro, un evento così è ovvio che richiama anche attacchi hacker, però so che ho letto nelle scorse settimane che c'era una task force molto forte per cercare di scongiurare, e la buona cosa è che questi attacchi siano stati sconfitti. Ecco, quindi diciamo, come operatori turistici siete anche preparati ad affrontare situazioni che di fatto possiamo dire fino a questo momento mai si erano viste nel nostro territorio? Ah, sì, come ho detto prima, era immaginabile che quando c'è un evento ci siano anche attacchi di questo tipo. Normalmente siamo abbastanza preparati, sappiamo come reagire e quali contromisure prendere per evitare questo tipo di attacchi, che poi intaccano purtroppo la privacy dei cittadini e di chi abbiamo alloggiati nei nostri alberghi.
Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro per queste settimane che sicuramente saranno molto impegnative, ecco, diciamo così. Grazie a Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Grazie a voi e alla prossima. Alla prossima, noi ora continuiamo, è ora della pubblicità, quindi linea alla regia, pubblicità, subito dopo ritorniamo in diretta con altre notizie ed aggiornamenti dal nord-est. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, ancora cronaca dal Vicentino, dal Bassanese in particolare, perché è stata arrestata questa mattina una 54enne di Bassano del Grappa, ritenuta coinvolta nella rapina pluriaggravata che si era verificata lo scorso settembre in un negozio di Marostica. Alle mie spalle lo vedete il negozio di alimentari e panificio teatro lo scorso 20 settembre di una brutale rapina, un episodio molto violento. Per 2 ore madre e figlio rimasero nelle mani dei rapinatori, furono brutalmente picchiati. La signora, la titolare del negozio, Laura Mercante, 80 anni, tra pochi mesi, e il figlio Francesco rimasero feriti. 60.000 euro il bottino della rapina, nel corso della quale agirono 3 persone. Oggi è arrivata la notizia dell'arresto di una 54enne di Bassano, accusata di rapina pluriaggravata ai danni appunto dei titolari del negozio. Un episodio che scosse l'intera comunità di Marsan di Marostica. Siamo entrati appunto nell'esercizio commerciale e abbiamo portato la notizia a Laura e Francesco, che ancora non sapevano nulla dell'arresto. Le indagini intanto sono ancora in corso, perché rimangono da identificare i complici della bassanese di 54 anni che appunto alla quale stamattina è stato notificato l'ordine di arresto emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza. Ero a letto, mi si presenta uno con una lucetta qua, vendato solo gli occhi fuori, e vogliamo soldi? E pum, ma soldi, come faccio a darti se te mi sei a battere? No, non posso darti i soldi se ti me vuoi copare. E c'era un altro fuori dalla camera con un sensore che faceva, cercava, si sentiva che c'era qualcosa. E voleva la chiave, prima la subio lui, insomma basta. Quella sera avevo una testa così, dai botte che avevo, mi ha dato tutto sulla testa, io mi ha battuto, basta, non avevo altre cose, e per fortuna il Signore mi ha aiutato, che sono rivenuta, che sentivo di mancare, però mi ha salvato il fiore. Che gli ho detto guarda là che c'è una chiave, provai a vedere dentro là, e gli ha detto ma ancora, io volevo ancora, e cosa voglio che vedere? Sì, che non ritrovai il pacco. No, che non dico mia che perdono, mi dico solo non vederli, che non arrivino qua ancora, ma no, perdono, a voglia. Questa dunque è la testimonianza della signora rapinata all'epoca dei fatti, per i quali appunto oggi l'abbiamo sentito, è stata arrestata una 54enne di Bassano del Grappa. E restiamo a Vicenza, dove questa mattina c'è stato il tavolo di confronto in prefettura sulla sicurezza degli studenti alle fermate di trasporto pubblico dopo il grave incidente che si è verificato a Noventa. Ci aggiorna Daniele Garbin.
Studenti, trasporto pubblico e sicurezza. Su questo tema c'è stato un tavolo importante ieri in provincia con i diversi protagonisti, gli attori di vari enti, tra cui anche la CGIL, con me Giovanna Manuzzato, la segretaria generale della FILD Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, tanto per anticipare il tema, tutto è nato a seguito dell'incidente gravissimo a Noventa Vicentina, dove una studentessa di 14 anni alla fine è stata amputata una gamba durante la fase coincidata della salita all'autobus durante il trasporto. Ecco, in quel momento lì è scatenato un po' tutto quello che riguarda la preoccupazione, perché episodi simili accadono quotidianamente anche in altre realtà, non solo del Vicentino, e non bisognava aspettare un incidente così per provare a intervenire. Su questo c'è stato l'incontro con noi, abbiamo sentito anche il sindaco di Noventa Vicentina che aveva fatto un appello. Ecco, queste erano le sue ultime parole. Il problema di trasporto pubblico e della sicurezza è un problema che riguarda non solo Noventa Vicentina ma gli altri comuni, e quindi a nome anche del tavolo, ma a nome anche dei colleghi sindaci del territorio, chiedo che venga fatto un tavolo sovracomunale per parlare a 360 gradi del problema trasporto non solo scolastico, pubblico in generale, e della sicurezza. È un tema, credo, importante, e credo che la provincia di Vicenza e la regione su questo non possono tacere. Queste le parole di Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina, e abbiamo sentito, ha voluto coinvolgere non solo la provincia ma anche la regione. Ecco, è opportuno il coinvolgimento della regione per affrontare questo argomento, questo tema? Buongiorno, sì, anche noi come FILD CGIL e come CGIL crediamo che sia opportuno all'allargamento più possibile di tutti gli enti competenti per badare alla sicurezza di studenti, lavoratori e lavoratrici. Ecco, noi abbiamo sentito che ieri erano presenti SVT, il provveditorato, oltre a voi che avete fatto la richiesta per i lavoratori e la società. Ecco, si è arrivati a un dunque importante, cosa è stato deciso? Allora, all'inizio c'era un po' di confusione tra autorità competenti e servizio d'ordine, quindi polizia e quant'altro. Come CGIL ovviamente la polizia non siamo d'accordo, perché un servizio militare non è la giusta osservazione per rientrare dalla crisi, però sembrerebbe appunto che ci sia un stanzionamento economico per degli steward, e quindi già questo come primo intervento secondo noi potrebbe essere interessante. Mancano 6 infermieri nelle case di riposo di tutto il Veneto, missione in Sud America per trovare personale. A fronte di una popolazione destinata ad invecchiare, rimane cronica la carenza di personale sociosanitario nelle case di riposo della regione. La missione in Brasile, Santo Domingo di Uripa, parte dai numeri che fotografano la situazione del Veneto. Se gli anziani oggi sono 370.000, nel 2050 saranno 670.000. La lista di attesa per entrare nelle RSA attualmente di 10.000 persone per 33.000 posti letto. Le stime parlano di una mancanza di circa 3.000 operatori sociosanitari. Difficile recuperarli, visto che con gli ultimi 22 corsi attivati per 660 posti i partecipanti sono stati appena 487. La delegazione Uripa, l'Unione regionale delle residenze private di assistenza anziani, ha così intrapreso una missione istituzionale in Sud America per avviare dei percorsi di cooperazione internazionale e portare personale formato qui in Italia. Siamo semplicemente andati a dirgli che come Uripa vogliamo prenderci l'impegno che i ragazzi che verranno liberamente a lavorare nei nostri paesi, il canale Uripa gli garantirà un'etica e un'accoglienza di valore. Quindi i ragazzi che entreranno con i tirocini lavorativi avranno la casa gratuita per i 4 mesi di tirocinio, avranno 3 mesi di gratuità dell'alloggio anche nei primi 3 mesi di lavoro. Li andremo a accogliere nel momento in cui arrivano e li accompagneremo nelle sedi dove sono destinati al lavoro. Garantiremo loro durante il tirocinio la borsa di studio prevista di 1.200 euro, più aggiungeremo il pasto giornaliero. Durante gli incontri sono stati presentati video in lingua spagnola e portoghese con testimonianze di infermieri e OSS dominicani e brasiliani già impegnati nelle RSA venete. Garanzie sulla formazione e sugli alloggi, da qui l'appello di Uripa ad un sostegno delle istituzioni locali nel garantire la copertura degli alloggi. L'appello sarà anche quello, cercheremo aiuto nelle istituzioni locali, nei sindaci, negli ATER e anche nei cittadini che oggi sono diffidenti a dare alloggi
a uno straniero, ma nel momento in cui siamo noi che ci mettiamo la faccia, auspichiamo che d'altronde sono delle bravissime. Chi è arrivato oggi in questo ultimo anno si è integrato benissimo nelle nostre comunità. La speranza è che avviando questo progetto nel corso del prossimo anno si possano assumere 200 nuovi OSS nelle RSA del Veneto. La massa che le avrebbe impedito di respirare è stata scoperta quando era ancora nella pancia della mamma. Sofia è stata operata attraverso la placenta. L'intervento eseguito a Padova è il primo in Italia. Sentiamo il racconto dei genitori della piccola. Emozioni diciamo contrastanti, sicuramente è stato un bello spavento, sicuramente quando abbiamo fatto la visita e appunto ci hanno detto che c'era qualcosa che non andava. Io da papà non so, è indescrivibile, è una cosa grandiosa quella che hanno fatto i medici, i dottori e poterla averla qui oggi è una soddisfazione enorme. La si legge negli occhi di Stefano e Noemi l'emozione. La loro prima bambina, Sofia, nata all'ospedale di Padova, è stata operata prima del primo respiro, con un passaggio dalla placenta alla macchina che viene usata normalmente durante i trapianti di cuore per ossigenare il sangue. Un'operazione mai tentata prima in Italia. La bimba presentava una malformazione benigna polmonare che le avrebbe impedito di respirare, scoperta quando era ancora nel grembo della mamma. Da qui l'idea di operarla. Si tratta di una modalità del parto particolare in cui il bambino viene estratto solo parzialmente, rimane connesso alla placenta e durante questa procedura sul letto operatorio, quando è ancora all'interno dell'utero materno, viene posizionato nei vasi del collo l'ECMO, che è questo sistema di ossigenazione a membrana. Successivamente a questo è stato estratto dall'utero e poi sottoposto ad un intervento chirurgico neonatale. L'operazione è stata realizzata il 31 dicembre grazie ad un team multidisciplinare, vera eccellenza della sanità padovana. Nel lavoro che facciamo noi come ostetrice patologia della gravidanza la multidisciplinarità è fondamentale. Devo dirvi che comunque il fatto che fossero in ferie non è stato assolutamente un problema, perché si sono messi tutti immediatamente a disposizione e nonostante fossimo in tanti non abbiamo avuto nessuno screzio, siamo riusciti a lavorare veramente molto in armonia. Questa credo sia la cosa più importante e che ci ha permesso di ottenere il risultato. È un modo di lavoro e ci troviamo di fronte a patologie che richiedono appunto, che sono complesse in generale, che riguardano diversi ambiti e quindi dobbiamo lavorare direi per forza, ma lo facciamo anche con molto piacere in maniera integrata tra professionisti. Ed emozionante serata all'M9 di Mestre con il racconto in prima persona del padre di un dramma dell'anoressia, una storia raccontata per salvare altre vite. Quello che non ho visto arrivare è il racconto drammatico di un padre che vive il tunnel buio dell'anoressia, attraversato dalla figlia Emanuela, ma anche ciò che resta di bello. Lei non ce l'ha fatta, ma questa testimonianza, coraggiosa e preziosa come un dono d'amore, potrà salvare altre vite. L'autore è Giorgio Perinetti, che ha messo in gioco anche il suo dolore. Perinetti, ex direttore generale del Venezia Calcio, ma anche manager affermato e di successo del calcio italiano, dallo scudetto con il Napoli di Maradona alla Roma a tanti altri top club italiani, è soprattutto un grande uomo. È un libro scritto con la volontà di raccontare un'esperienza vissuta, portare una testimonianza da genitore, da trasmettere ad altri genitori, ma soprattutto nella parte finale vuole essere un messaggio di speranza che la stessa Emanuela, che non ce l'ha fatta, però potesse dire: io non ci sono riuscita, ho perso il controllo, ma altre ragazze, altre Emanuela possono uscire dal tunnel, possono sopravvivere e godersi la vita. È un evento molto importante perché va a toccare un tema a cui tutti i genitori devono prestare la massima attenzione. Penso che il modo migliore sia quello proprio di sensibilizzare e chi ha vissuto queste vicende lo può fare in maniera diretta, quindi penso che l'intento sia altamente nobile. Questa voglia di raccontare agli altri, di fare rete, perché questo fenomeno è molto diffuso e molto pesante, che riguarda naturalmente le famiglie.
Il libro di Giorgio Perinetti, scritto con il giornalista Michele Pennetti, è stato presentato alle M9 di Mestre con tanti ospiti in un incontro moderato dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti, tangibile l'emozione di tutti. Il Rotary Club di Oderzo ha donato 25.000 euro al reparto chirurgico dell'ospedale locale per l'acquisto di macchinari per la laparoscopia. Questa strumentazione rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita per la chirurgia che stiamo sempre più sviluppando, ovvero una chirurgia moderna, laparoscopica, quindi mini-invasiva, a vantaggio del paziente per quanto riguarda appunto i vantaggi di una mini-invasività, quindi una riduzione del rischio di complicanze e un miglioramento degli outcome post-operatori, vuol dire degenza più rapida e più rapida ripresa delle normali attività. I 25.000 euro che il Rotary Club ha donato all'ospedale di Oderzo serviranno per acquistare nuove strumentazioni che aumenteranno la capacità di operare in modo microinvasivo, aiutando il recupero dei pazienti, ma anche espandendo le possibilità di intervento di un reparto già molto attivo. Noi abbiamo fatto nel 2025 oltre 800 interventi di chirurgia generale e di questi oltre 200 sono stati condotti con chirurgia laparoscopica non invasiva, sia per quanto riguarda l'attività oncologica che per quanto riguarda l'attività funzionale e benigna, sia in regime di elezione, quindi vuol dire interventi programmati, sia interventi in urgenza. Una raccolta fondi fatta tra i soci con il contributo di una banca del territorio e con le quote degli iscritti che il Rotary ha indirizzato fin da subito all'ospedale per dare un aiuto concreto ed immediato. Il motivo è stato quello di fare un'attività di servizio nei confronti della comunità in cui lavora il nostro club, in cui insiste il nostro club, un'attività di servizio che faccia la differenza, che non sia qualcosa di, ma che faccia la differenza per quei malati che saranno operati con queste apparecchiature nuovissime, aggiornatissime e così via. Questo ospedale con 835 interventi all'anno è tra i top degli ospedali Spoke. Teniamo anche conto che si sta molto lavorando anche per integrare gli ospedali Hub e Spoke e Oderzo diventa un riferimento importante non solo per la chirurgia del colon ma anche per la chirurgia dell'ernia inguinale e delle colecisti, per evitare che si accumulino le liste d'attesa. E nella giornata mondiale contro il cancro il direttore, allineandosi all'ultimo report mondiale che afferma che il 40% dei casi è prevenibile controllando i fattori di rischio e migliorando gli stili di vita, ribadisce le cose da fare per restare in buona salute. Il mantenimento di una dieta che chiaramente deve essere corretta, evitando zuccheri, evitando che quindi cibi che sono spazzatura, senza fare indicazioni varie, evitare il fumo, fare movimento, 10.000 passi al giorno e se è possibile i giovani fare sport, perché lo sport allunga sicuramente la vita. Il Carnevale di Venezia, ora conto alla rovescia per il dinner show a Cavendramin Calergi, si parte sabato. Il mito torna a cantare. Nelle antiche sale di Cavendramin Calergi, tra velluti barocchi, luci dorate e sussurri di storie, prende il via sabato 7 febbraio il canto d'Ambrosia, l'official dinner show del Carnevale. Un'esperienza che segna l'inizio delle cene ufficiali e invita gli ospiti a varcare una soglia invisibile, sospesa tra mito, seduzione e meraviglia. Il viaggio ha origine da Olimpia, dove gli dei vegliavano sui desideri degli uomini e l'Ambrosia concedeva l'illusione dell'eternità. Da quel mondo il racconto si muove fino ai fasti della Venezia settecentesca, intrecciando epoche, simboli e suggestioni in un gioco raffinato fatto di sfide valorose, prove epiche e nobili divertimenti. Ogni sera le sale si popoleranno di cantanti, musicisti, fakiri, ballerini, mentre le divinità dell'Olimpo si muovono tra gli ospiti come presenze vive e familiari. Tra duelli creativi, sorrisi compiaciuti e incontri inattesi, si sorseggia Ambrosia come fosse un segreto condiviso, mentre il piacere dell'esperienza si intensifica grazie a un menù ricco e originale.
Un cast di 20 artisti a livello internazionale trasforma ogni sera il palazzo in un organismo pulsante di attività. La musica avvolge le sale, i corpi dei ballerini e degli acrobati disegnano traiettorie impossibili. Il fakirismo sfida i limiti, la tarologia sussurra presagi. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 7 e domenica 8 febbraio, per poi proseguire da giovedì grasso 12 febbraio a martedì grasso 17 febbraio, giorno di chiusura del Carnevale. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci, buon pomeriggio.